Siamo seduti in una piazza italiana di un comune italiano, quelli che dietro hanno il municipio, davanti la fontana, l'acqua, le aiuole ben curate. Carmignano di Brenta, fare l'assessore non diventi certamente ricco, forse neanche particolarmente potente, però hai quell'orgoglio che ti viene dato da una cerimonia che è simile a quella per la nomina di un ministro al Quirinale. A Carmignano il sindaco Alessandro Bolis chiama i suoi assessori, 2 donne e 2 uomini, in piedi, con fascia tricolore e grande serietà istituzionale. Loro firmano le deleghe, si prendono i referati con orrendo termine burocratico e pubblicamente accettano il mandato, esattamente come per la formazione del governo davanti al Presidente della Repubblica. Un atto volutamente simbolico che comuni molto più grandi di questo, da 8.000 abitanti, non fanno. Credo sia fondamentale e importante dare il giusto rilievo, il giusto peso a una assegnazione a delle deleghe, quelle che appunto degli assessori, fatta in una cerimonia come quella che abbiamo fatto questa mattina, perché dimostra e dà quella giusta dimensione e consegna loro quella responsabilità di governo fondamentale per la nostra comunità. La giunta di un comune di queste dimensioni non guadagna un granché, 500 euro l'assessore, 900 il vice sindaco. In compenso rogna a non finire, problemi da risolvere, dove la frase al servizio dei cittadini ha ancora un senso. È la politica che alla gente piace, la politica del risolvere i problemi, la politica quotidiana di incontrarsi per strada, di salutarsi, di scambiarsi le opinioni e cercare di dare un piccolo contributo per qualsiasi tipo di problematica che può emergere al cittadino. È la politica vicino ai cittadini, vicino alla comunità, che dà risposte immediate, concrete e non parla di filosofia ma parla di risoluzioni. Quindi non ci si arricchisce né si conquistano chissà che posizioni di potere.